La narrazione secondo cui va tutto bene è finita. Il popolo italiano, in particolare i cittadini della nostra regione, non ci credono più. Per questo, pochi giorni fa, hanno bocciato il referendum costituzionale, ma avrebbero bocciato anche la riforma della sanità e le UTI, se solo avessero avuto la possibilità. Perché è possibile credere alle bugie, ma non per sempre. E di bugie ne abbiamo sentite molte in questi anni. Dal fatto che sulla sanità questa giunta non avrebbe tagliato nulla, vi segnalo che neanche con l'aumento della spesa corrente stanziata in questa legge di stabilità arriviamo allo stanziamento complessivo per il Fondo Sanitario Regionale del 2012. Nel 2014 abbiamo avuto il picco con 202 milioni di taglio e attualmente ci attestiamo a meno 17 milioni rispetto allo stanziamento iniziale del 2012. Con una riforma sanitaria che avrebbe dovuto mettere al centro i cittadini, cosa che comunque, anche solo guardando i confini delle aziende, si capisce non essere vero, a proroghe per punti nascita annunciati e mai richiesti, fino all'applicazione delle nuove linee guida per l'RSA, che non avrebbero avuto nessuna ricaduta negativa sui servizi. Peccato che a smentirvi sono non solamente i fatti, ma anche i professionisti politicamente vicino a voi, come la vicepresidente dell'Associazione regionale dei fisioterapisti, che durante il convegno sull'accreditamento delle RSA, svoltosi il 25 novembre scorso, ha sottolineato la necessità di modificare le linee guida perché, nonostante le RSA sono strutture a prevalente funzione riabilitativa, nei primi 2 moduli non esiste nessun intervento del fisioterapista. E io aggiungo, e questo ha portato ad una riduzione dell'offerta riabilitativa e anche al licenziamento di alcuni professionisti dalle strutture private. In queste ore si stanno, come è già stato detto, inaugurando altri nuovi centri di aggregazione primaria, i cosiddetti CAP, mentre è di ieri sera il servizio del TG locale che ha denunciato per l'ennesima volta il permanere di disservizi e lunghissimi tempi di attesa al pronto soccorso cittadino. Ci auguriamo che queste strutture possano svolgere un'azione di filtro per gli accessi impropri all'ospedale. Purtroppo però sappiamo che per il momento l'attivazione dei CAP rappresenta solamente una passerella politica utile per qualche taglio del nastro e per il raggiungimento degli obiettivi dei direttori generali che passeranno poi all'incasso. C'è il fondato rischio, infatti, che restino solamente scatole vuote, dove i medici, che avrebbero dovuto dare volontariamente la propria disponibilità, difficilmente riusciranno a coprire tutte le ore di apertura del servizio. Non è sufficientemente chiaro, inoltre, che in questi centri potranno recarsi solamente gli assistiti dei medici che compongono il CAP e che gli specialisti che saranno presenti solamente per poche ore nell'arco della settimana e saranno impegnati comunque con altre visite, per cui oltre a dover attivare un'altra agenda interna, con maggiori costi per il Servizio Sanitario Regionale, dovranno cercare di non discriminare gli assistiti dei medici che non fanno parte dei CAP. Se si volesse avere realmente il polso della situazione, al di là degli slogan e della propaganda, credo che bisognerebbe indagare la soddisfazione dei cittadini sulla qualità dei servizi e anche il clima interno che vivono quotidianamente gli operatori. Potrebbero essere un modo per capire come migliorare i servizi e modificare l'applicazione di una riforma che fa acqua da tutte le parti. Dopo la sconfitta riportata a Monfalcone, il capogruppo Moretti aveva detto, in un attimo di sincerità, che la maggioranza avrebbe dovuto riflettere su riforme come quella della sanità e delle UTI che hanno penalizzato il territorio. Ora invece, dopo il referendum, si fa finta di niente, negando il lutto oppure incolpando i cittadini perché non comprendono le magnifiche riforme del PD. Credo che potete attribuirvi un unico merito. Avete portato i cittadini a votare per bocciare le vostre riforme e per mandarvi a casa. Il periodo dell'uomo solo al comando è finito e a breve finirà anche quella della donna al comando. Quindi continuate così e state sereni.
perché saranno le vostre menzogne e la vostra svergognata perseveranza a mandarvi a casa. Grazie.